Vorrei ricordare che presso il Tribunale di Palermo c'è in atto un procedimento penale sulla trattativa tra Stato e mafia, o meglio tra pezzi di Stato e mafia, negli anni dal 92 al 94, anni nei quali nel nostro Paese vi furono fatti, attentati avvenuti in Sicilia, Roma, Firenze, stragi, eccetera. L'inchiesta è stata chiusa a metà giugno di quest'anno e non è la prima. Bisogna dire che già in passato più volte altre inchieste hanno dimostrato che vi è stato un tentativo di rapporto, di trattativa tra Stato e mafia. Basti ricordare che nel 1998 la sentenza della Corte d'Assise di Firenze sulle stragi del 1993 certificò i colloqui degli ufficiali del ROS, dei Carabinieri Mori e Di Donno con l'ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino. E quei rapporti avevano tutta l'aria, secondo i magistrati, di essere una trattativa per convincere i capi mafiosi, i capi mafia, a evitare interventi tipo quelli delle stragi. Si pensò anche, quei magistrati pensarono che quei contatti avessero aperto la strada all'arresto di Totò Riina, dietro una serie di concessioni ai mafiosi e in particolare l'allentamento del carcere duro del 41 bis. I contraenti di questa trattativa sarebbero stati da una parte gli ufficiali dell'Arma e dall'altra eventuali mandanti politici, dall'altra come beneficiari ovviamente i boss mafiosi. Ecco, i pubblici ministeri di Palermo ritengono di aver ricomposto un altro pezzo di questo mosaico e di aver identificato gli uomini dello Stato: Mario Mori, Giuseppe De Donno, Antonio Subranni, Calogero Mannino, Marcello Dell'Utri, che sono appunto per questo accusati di minaccia o violenza a corpo politico dello Stato, proprio per aver rafforzato la volontà ricattatoria dei mafiosi nei confronti del governo. Dalla parte di là sono stati identificati altri rappresentanti di Cosa Nostra come Totò Riina, Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, Bernardo Provenzano, Nino Cinà. Inoltre sono stati indagati per false informazioni ai pubblici ministeri Giovanni Conso, Giovanni Gargani e per falsa testimonianza Nicola Mancino. È evidente che di fronte a reati contestati come questo appare come doveroso che vi sia la costituzione di parte civile da parte del governo. Il governo è parte lesa e come tale può esercitarlo in base alla legge, ma nello specifico noi pensiamo che non si tratti di una facoltà in un caso del genere, ma che non possa che esservi un dovere da parte del governo. Una decisione diversa non potrebbe che apparire come un gesto di disinteresse e di incuria nei confronti dello Stato. Ora vorrei ricordare che l'udienza preliminare di questo processo è già fissata per il 29 ottobre del 2012 e non posso non ricordare che nella seduta del 5 settembre alla Camera, rispondendo ad un'interrogazione dell'onorevole Di Pietro, il Ministro per i rapporti con il Parlamento disse che il governo si era reso parte attiva per accertare se vi erano i presupposti formali per intraprendere iniziative, un documento molto politichese alla fine del quale vi era che non c'era nessun avviso ai sensi dell'articolo 419 del Codice di procedura penale notificato per ordine del Tribunale di Palermo, sulla base del quale sarebbe eventualmente scattata la ricognizione, la valutazione, la decisione da parte del governo. Per cui solo a seguito di fissazione dell'udienza vi sarebbe stata questa valutazione governativa. In realtà, come è noto,
Ai sensi di legge, la parte lesa si può costituire sin dall'udienza preliminare, proprio perché la legge vuole dare la possibilità a chi si sente leso di intervenire fin dall'inizio nel processo. Se vuole l'accertamento della verità, il governo non ha bisogno di notifiche di nessun genere per impegnarsi e per costituirsi parte civile in questo processo. Per questo noi con questa mozione, che vuole essere anche una cartina al tornasole di come si voterà in questo Parlamento per fare chiarezza su un momento davvero buio della nostra storia, perché non possiamo immaginare che vi sia momento più buio se non quello nel quale lo Stato e un'organizzazione criminale come la mafia possano trovare linee di accordo. Allora noi vogliamo impegnare il governo con questa mozione ad autorizzare la costituzione di parte civile dello Stato da proporsi già nell'udienza preliminare in quel procedimento, cioè nel procedimento in corso presso il Tribunale di Palermo e relativo appunto a questa trattativa Stato-mafia in cui il governo è parte lesa. Vorrei ricordare che un sito internet internazionale, cioè Avaaz, che è una comunità transnazionale che vuol significare voce in tante lingue europee, mediorientali ed asiatiche, e che si prefigge di organizzare i cittadini di tutte le nazioni per avvicinare il mondo che le persone oneste vorrebbero, ha raccolto in sole 72 ore 50.000 sottoscrizioni della petizione che corrisponde a quello che noi chiediamo oggi al governo, e cioè di costituirsi senza indugio parte civile nel processo che riguarda a Palermo, nel processo che riguarda la trattativa Stato-mafia.